Buongiorno, anzi buon pomeriggio amici telespettatori e ben ritrovati con il filo diretto di Calcio Napoli 24 TV. Buon pomeriggio a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, con me come sempre c'è Emanuele Bernardo in regia che saluto e ringrazio. Siamo alla vigilia di Rangers Glasgow Napoli, seconda giornata di Champions League. Napoli partito da qualche minuto da Capodichino, direzione Glasgow, dove questo pomeriggio atterrerà la squadra di Luciano Spalletti e questa sera a partire dalle 20:15 vi mostreremo anche la conferenza stampa dello stesso Spalletti con Frank Anghissà. Match domani importantissimo per gli azzurri che dovranno fare a meno anche di Irving Lozano. E dunque la domanda di quest'oggi del filo diretto è la seguente: fate la vostra formazione per la sfida di domani sera all'Ibrox Stadium. Chiamate allo 081 353 4588. Vi ricordo che poi al termine del filo diretto vi mostreremo la conferenza stampa proprio dell'allenatore dei Rangers Glasgow, Giovanni Van Bronckhorst, che tutti quanti voi insomma vi ricorderete sfrecciare sulla fascia anche del Barcellona. Caro Emanuele, noi già siamo pronti per andare al telefono però, perché c'è Luigi da Casoria, se non vado errato, giusto? Ciao Luigi. No, da Nocera Inferiore. Ciao, da Nocera, come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, dimmi la tua formazione per domani. Chi faresti giocare? Meretti in porta, Sì. Rachmani Kim, poi Giovanni Di Lorenzo, Sì. al posto di Mario Rui Oliveira. Ok. Poi farei giocare, anche se avrei preferito più Anghissà, però ho letto che non ci sta, giusto? No, Anghissà è convocato, come no? Sarà anche in conferenza con Spalletti. Ah no, perché vabbè, Anghissà insieme alla Botte che è Zelinski, Sì. là davanti Simeone e Politano. E Kvaratskhelia, ovviamente, immagino. Sì, pure Kvaratskhelia. Perfetto, è un po' la probabile formazione che abbiamo disegnato anche noi, da quello che ci arriva dovrebbe effettivamente essere questa la formazione. Anche se io darei un'altra chance a Raspadori. Ah, ok, quindi preferiresti Raspadori al posto di Simeone oppure una staffetta tra tutti e due? No, secondo me un po' tutte e due, nel senso che un tempo uno e un tempo un altro, perché io sono convinto che Raspadori le qualità ce le ha. Ok, quindi ti ha convinto anche il gol contro lo Spezia, come Sì, lo hai visto? certo, con lo Spezia non ha fatto una delle sue migliori partite, però Ok. ha fatto il gol che ha risolto la partita. Sì, effettivamente è il gol che poi ha risolto la sfida. Che partita ti aspetti, Luigi, domani contro i Rangers? Che all'esordio è vero hanno perso 4-0 contro l'Ajax, ma in casa questa squadra cambia volto, quindi non sarà facile per il Napoli. Tu che partita ti aspetti? Guarda, noi dobbiamo fare la nostra partita, Certo. come abbiamo fatto anche come ad esempio con il Liverpool nelle mie due giornate, però non voglio sbilanciare molto, anche perché questa squadra, il Rangers in casa, ha un tifo molto potente. Esatto, non ci saranno La neanche i mia tifosi paura del è che Napoli. non vorrei che poi la troppa pressione del tifo avversario poi può portare cose negative. Sono d'accordo, bisogna restare molto concentrati perché No, io sono convinto che se azzecchiamo la partita come l'abbiamo fatta con Liverpool ce la portiamo a casa domani. Speriamo, Luigi, speriamo, bisognerà essere molto molto concentrati. Luigi, io ti Però ringrazio. non è da sottovalutare questo Rangers. Certo, assolutamente sono d'accordo con te. Luigi, ti ringrazio per aver Va chiamato bene, ed essere forza stato con Napoli, noi, come va? sempre. Ciao, ciao caro Luigi Ciao. da Nocera Inferiore. E allora, noi abbiamo disegnato quella che per noi è la probabile formazione, che paradossalmente è la stessa che ci ha dato anche il nostro amico Luigi. Secondo me il Napoli dovrebbe e potrebbe scendere in campo con questa formazione. Ricordiamoci l'assenza di Lozano che non è stato convocato per problemi influenzali. Abbiamo disegnato così l'11 di domani, con Meret ancora tra i pali, Di Lorenzo e Rachmani in difesa, torna Kim dal primo minuto al posto di Juan Jesus, Oliveira invece favorito su Mario Rui a sinistra, centrocampo con Zielinski, Lobotka e Anghissà, quello che ormai è di fatto il centrocampo titolare del Napoli, in attacco Politano al posto appunto dell'assente Lozano, Kvaratskhelia confermatissimo a sinistra, davanti invece Simeone appare essere in leggero vantaggio su Raspadori. Siamo pronti però per tornare al telefono, con chi ho il piacere di parlare?
Ciao Riccardo, sono Gennaro. Gennaro caro, come stai? Tutto bene, tutto bene. Che piacere risentirti. Sei d'accordo con questa formazione? Chi Sì, faresti il diciamo giocato? grosso modo questa dovrebbe essere Mm, quella che va in campo naturalmente, poi ci saranno i cambi che certo. faranno respirare questi qua. Ma attualmente questa dovrebbe essere la formazione titolare, Mm, anche perché diciamo si va a giocare lì, quindi l'attaccante fisico è un po' più fisico rispetto al Raspadori e poi lo potrai utilizzare, certo. ripeto, durante i cambi, perché Magari quando sono un po' Raspadori più stanchi loro, la sì, rapidità di è Raspadori. il classico calciatore che lo puoi inserire in qualsiasi ruolo di Certo. attacco. Quindi lo puoi inserire sulle fasce, lo puoi inserire per centrale, magari lo puoi inserire dietro lo stesso Simeone, quindi diciamo la formazione in partenza dovrebbe essere questa. Sì, Poi naturalmente bisogna vedere la questione e l'ambiente, perché le squadre anglosassone sono queste qua aggressive, un pubblico che spinge, quindi secondo me passati i primi 10 minuti, un quarto d'ora, la partita poi dovrebbe mettersi su un piano adeguato per il Napoli. sì, loro saranno molto aggressivi all'inizio, Gennaro, come tutte le Sì, squadre sì, 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 anglosassoni, sì, la è quello, metteranno sulla sì, è fisicità. quella, è la loro caratteristica, come dicevo. Permettimi di salutare Antonio Di Casoria, Certo. perché lui ieri mi ha dato una frecciata, io gli Ah, rispondo, non sono vedi. riuscito a chiamare domenica Ciro Sì? durante l'intervallo, ci ho provato, non è che non ho voluto chiamare, ci ho provato, caro Antonio. E poi per quanto riguarda, volevo dirti un'altra cosa, perché tu molte frecciatine le dai su Meret. Il Meret di l'anno scorso purtroppo l'abbiamo visto tutti. E quest'anno, ringraziando Dio, perché io parto sempre che lui è un capitale del Napoli Certo. e quindi l'autostima se la deve dare lui stesso, non è che l'abbiamo sfiduciato noi tifosi o l'allenatore. È un ottimo portiere, l'abbiamo pagato tanto e quindi lui deve superare quelle sue cose da esordiente. È partito bene Sa- però quest'anno, diciamoci no, la e verità. infatti, ma anche l'anno scorso lui era partito Sì, titolare, caro Riccardo, certo. poi si infortunò. Quell'infortunio è perché lui va spesso soggetto a questi tipi di infortuni, ma con questo io non voglio polemizzare. Ben venga che si recuperi un capitale così importante per il Napoli, adesso lui dovrebbe decidere pure a firmare il Il rinnovo rinnovo, sì. e sarebbe ancora più sereno, perché noi di questo abbiamo bisogno, loro soprattutto calciatori, abbiamo bisogno di serenità che sia nella squadra, nell'ambiente squadra, allenatore, società, e questo ai tifosi come noi non fa altro che piacere. Con questo Assolutamente. voglio salutarti. Un'altra piccola cosa, Vai, la Gennaro. polemica Juve-VAR, Vabbè, sì. ma quello è un episodio, ce n'è un altro precedente Il dove c'è rigore di il fallo, Piontek. dove c'è prima del calcio di rigore, c'è il fallo sul calciatore della Mm. Salernitana e in effetti nessuno ne parla. E poi della prestazione Juve, Vabbè, quella della in generale prestazione sì. Juve che è l'ennesima. A noi non ci interessa, noi napoletani poi guardiamo al nostro, però mi dà fastidio questo fatto di essere così pignoli, loro su quelle cose, perché ne hanno avuto tante a favore, una Sì. volta tante che scappa qualche piccola cosa e che poi nella stessa partita già avevano avuto quel famoso favore quando c'è il fallo pure all'area di rigore e loro vanno a fare il calcio di rigore. Quindi questo vale per i cugini salernitani. Hanno capito pure loro che significa giocare, che i veri camorristi stanno là, non stanno Beh, qua. E quindi anche loro quando si adeguano contro noi napoletani, cari cugini, provate anche voi adesso queste cose, perché voi avete giocato un'ottima partita. certo. E quindi è la prestazione che loro non gli va giù, i tifosi della Juve dovrebbero pensare alla prestazione della loro squadra, non all'episodio, al piccolo episodio. Con questo ti ringrazio Riccardo e do spazio ad altri. Gennaro, un Scusami grande se sono andato un abbraccio. po' fuori dai, No, diciamo, sei però padrone di casa, lo sai. esatto, io ti ringrazio a te Emanuele e tutta la redazione. E ti Siete abbracciamo ottimi, tutti.
Vi ringrazio, di nuovo arrivederci. Ciao, Ciao, Gennaro, ciao. un grande abbraccio a te. Grazie a Gennaro78, affezionatissimo da Acerra, che ha aperto anche al tema ovviamente Juventus. Vi siete scatenati un po' tutti a parlare della questione. Ragazzi, secondo me è una questione molto più ampia, adesso a prescindere che ci sia la Juventus di mezzo e sappiamo insomma cosa comporta ogni volta parlare della Juventus. Non che l'errore si sia fatto contro la Juventus, perché in passato hanno avuto tanti favoritismi eccetera eccetera, debba passare in secondo piano. È un errore grave per tutto il movimento calcistico, perché fare un errore del genere e poi dire non abbiamo le immagini quando le immagini c'erano è un errore gigantesco che rischia davvero di aprire poi un vaso di Pandora su una classe, quella arbitrale, che continua a dimostrarsi, io continuo a dirlo, scarsa, perché il VAR dovrebbe essere uno strumento essenziale per la trasparenza. Commettere errori del genere, che sia contro la Juventus, a favore della Juventus, contro il Napoli, a favore del Napoli, è gravissimo ed è giusto che si vada a sottolineare. Poi Gennaro diceva una cosa giusta, la prestazione della Juventus comunque continua ad essere assolutamente negativa e su questo, Gennaro, sono d'accordissimo con te. La Juve farebbe bene comunque a preoccuparsi del non calcio fino a questo momento espresso. Certo, ci sono tante assenze per loro, Di Maria, lo stesso Pogba, però lo stesso Federico Chiesa, però insomma in questo momento di calcio in casa Juve se ne vede davvero poco. Detto ciò, leggo qualche messaggio in attesa di andare al telefono. Saluto il nostro amico Marek Hamsik che ci dice giocheranno i titolarissimi con Olivera per Rui, Politano per Lozano e Simeone per Osimhen. Sono d'accordo con te, caro Marek, che poi manda anche un messaggio a Meret. Ho sempre creduto in lui e in estate è stato sfiduciato sia dall'allenatore che dalla società, e quindi fa bene avendo tutti contro ed aumenta le difficoltà. Paolo Capasso, buonasera, per me dovrebbe giocare la stessa formazione che ha giocato contro il Liverpool, ovviamente con Simeone al posto dell'infortunato Osimhen. Credo, Paolo, che non ci sia andato molto lontano tu dalla visione, perché credo anche io che possa essere assolutamente questa. Però vi ricordo che a partire dalle 20:15 vi mostreremo in diretta video la conferenza stampa di Spalletti con Anghissà, in diretta da Ibrox Park, da Glasgow, e lì magari ci dirà qualcosina in più Spalletti della formazione. Quindi restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV, mentre al termine del filo diretto vi mostreremo intorno alle 17:15, 17:30 la conferenza stampa dell'allenatore dei Rangers, vale a dire Giovanni Van Bronckhorst. Torniamo però al telefono con chi ho il piacere di parlare. Pronto? Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, io sono Mattias. Ciao Mattias, da dove chiami? Vi chiamo dal Portogallo, da Lisbona. Ah, che meraviglia, Seguo dall'estero, su internet. Ah, perfetto, ci vedi su YouTube, ci fa molto molto piacere, no? Dicevo, che meraviglia Lisbona, in generale tutto il Portogallo. Mattias, dimmi la tua sulla formazione, su che partita sarà domani. Guarda, secondo me, come sarà una partita fisica, come sarà una partita che comunque tenderanno anche a chiudersi, Sì. metteranno Mario Rui sulla fascia di là, perché fa più giocate tattiche, sa più dare la palla dentro, sa più fare gli inserimenti e gioco a 2 con Kvaratskhelia. Invece Olivera secondo me ancora si deve un po' adattare all'ambiente, al modo di giocare della squadra. Sì. Per il resto, oltre Mario Rui, secondo te per il resto sarà tutta confermata la formazione? Guarda, se Lozano fosse stato disponibile, comunque un po' più fisico di Politano, ci avrebbe avuto qualche chance di cambiare lì, sì. Ma sinceramente non vedo Raspadori dal primo minuto, schemi diversi tipo 4-2-3-1, cose del genere. Quindi gioca Simeone per te? Sarà così la formazione. Ok, quindi per te gioca Simeone. Scusa, ti sento un po' male. Dicevo, per te quindi giocherà Simeone dal primo minuto domani? Sì, giocherà Simeone. Al massimo, se vorrà spingere più in avanti, mette dentro Raspadori al secondo tempo e gira il triangolo di centrocampo. Ci sta, sono d'accordo, insomma, i dubbi più o meno sono questi, in particolare, come dicevi tu, sulla sinistra tra Mattias Olivera e Mario Rui. Secondo te ci sarà anche un po' la testa al big match poi di domenica contro il Milan, oppure il Napoli te lo aspetti concentrato sulla sfida di domani? Guarda, come una sfida senza il pubblico, il pubblico nostro sarà abbastanza concentrato, credo. Anche perché lo stile di gioco è diverso e andare fuori casa è pesante. Io arrivo dalla Scozia, qualche mese fa ero lì, e
e sono molto tifosi la gente, Sì. che sia Ranger o che sia Celtic, sono molto tifosi. Effettivamente i Rangers, insomma, li stiamo imparando a conoscere, sono una squadra in casa, un'altra squadra fuori casa. In casa si trasformano nell'atmosfera di Ibrox, domani ci saranno 50.000 spettatori e credo quello sia forse l'avversario numero uno da battere per il Napoli, vale a dire il clima infuocato che ci sarà in Scozia. Certo, anche perché credo che i tifosi scozzesi si aspettino molto, soprattutto perché la Scozia è un contesto isolato dall'Inghilterra, gioca un altro campionato praticamente, Sì. hanno proprio quasi una regione a parte del resto dell'isola. Quindi sono molto orgoglioso, ho notato, e secondo me ce la metteranno tutta. Assolutamente. Mattias, io ti ringrazio per aver chiamato, ti mando un grande abbraccio e goditi Lisbona, goditi il Portogallo, anche per noi. Grazie a voi e grazie per l'ottima conduzione che ci regalate ogni giorno. Grazie mille a te per seguirci ogni giorno, grazie mille a Mattias dalla splendida Lisbona. E allora, caro Emanuele, arrivano altri messaggi sulla chat in attesa delle prossime chiamate. 081 353 4588, la vostra formazione per domani, ma anche le curiosità, possiamo tornare su Napoli Spezia, ovviamente tutto quello che volete. Noi parliamo con voi fino alle 17 a 360 gradi. Io intanto saluto anche Alessio Ricciardi dalla chat YouTube, Antonio Nappo che mi tagga e dice che la formazione sarà quella che abbiamo ipotizzato, speriamo però nello stesso approccio della gara contro il Liverpool. Me lo auguro anche io, però attenzione perché credo che domani i Rangers anche loro vogliano partire davvero a testa bassa. Intanto torniamo al telefono con chi ho il piacere di parlare. Ciao Claudio, sono Edoardo. Ciao Edoardo, come stai? Tutto ok, tutto ok. Claudio, per quanto riguarda la formazione, penso che sarà questo qui, tranne che vedo una cosa, secondo me farà giocare Ostigard domani. Ostigard al posto di Rachmani? Al posto di Rachmani, scusami, al posto di Rachmani giocherà Ostigard. Ho questa impressione qui perché c'è la partita con il Milan e ha speso tanto Rachmani la partita precedente, quindi penso che giocherà Ostigard, che ha fatto bene nell'ultima partita che ha giocato, Ostigard, vedi bene. Quindi opterei più per Ostigard e poi il resto della formazione va così, andrebbe a giocare, tranne che tra il ballotta tra Olivera e Mario Ruiz. Sì. Il Napoli farà cambi nel secondo tempo, sicuramente ci sarà il ballottaggio nel secondo tempo più che altro, ma il primo tempo è questa la squadra. Per quanto riguarda la squadra del Rangers, è una squadra di attenzione, si dice un'atmosfera di fuoco. Esatto, allora, giusto, bravo Edoardo, bravo. No, perché ho seguito altre partite della scozzese. Il Rangers, diciamo che è una squadra più che distrugge che costruisce. Bella, mi è piaciuta. È una squadra che distrugge e il Napoli su questo fa un po' fatica, lascia un po' da desiderare, dico la verità, perché il Napoli è una squadra nata per costruire più che per distruggere l'avversario, come sappiamo. E non lo so, questa partita, perché tu si vedi le partite del Napoli con le squadre di Spezia, Lecce, e il Napoli ha sofferto quando ha fatto bene con Lazio e Liverpool. Sì. Quindi su queste partite non la facciamo troppo facile. Bravissimo, Napoli... sì, sono d'accordo, anzi guai a sottovalutarli perché hai detto le cose molto interessanti, perché i Rangers ti portano un po' a giocare male e sappiamo che quando il Napoli bravo. non riesce a esprimere il proprio gioco un po' potrebbe faticare, e sono anche d'accordo su quello che dicevi con Ostigard, potrebbe essere un po' la sorpresa visto la sua fisicità, la bravura nel gioco aereo. Che ha fatto, non mi ricordo un viso con Ostigard l'ultima, ha giocato bene quel ragazzo, ma a me mi piace Ostigard. Sì, anche a me. Anche a me piace Ostigard, poi è giovane, insomma, ha voglia, è uno che ci mette tanta grinta. Quindi... Ma io non vedo Rachmani superiore a Ostigard, dico la mia. Ci può stare. Io lo vedo superiore a Ostigard. L'Ostigard se cresce ti porta anche al posto, guarda che ti dico. Però è una cosa solo, poi lascio parlare gli altri. Sì, vai. Allora, stavo dicendo, poi il Rangers, ho visto che hanno fatto un casino per il fatto che i tifosi del Napoli possono andare lì, per il fatto che regime Elisabetta, e anche loro non possono venire a Napoli, se ho capito bene. Esattamente, sì, anche loro non verranno a Napoli. Ok, loro hanno detto su una pagina Facebook che accoglievano i tifosi del Napoli, non è vero, lo sai perché non è vero? Perché sono gli opposti del Celtic. Il Celtic, noi abbiamo il gemellaggio, loro non vedono l'ora di Citranacci, andavamo lì. Ecco, vedi? Da tipo io sono un ex ultra e quindi
Tipo, io ti dico che così è, perché con i Rangers ci sappiamo troppo bene. E quindi saluto te e in bacio a Ciro. Ma che fine ha fatto Ciro? Ha davvero a farsi i capelli, no? Ciro c'era ieri, lo ritroverai nei prossimi giorni, non ti Io preoccupare. scherzo sempre, perché era andato la bambina a fare i capelli. Esatto, ci mette un po' di tempo, lo sai. Ok, ti saluto Claudio, gentilissimo, alla prossima Riccardo. Ciao Edoardo, un abbraccio. Forza Napoli. Sempre, sempre, grazie mille ad Edoardo. Alcuni spunti di riflessione interessanti anche per quanto riguarda Ostigard. Potrebbe essere una delle sorprese di Spalletti se Spalletti vorrà affidarsi ad un minimo turnover. Ostigard, io lo ripeto, lo reputo un ottimo giovane, in questo momento Rachmani ha qualcosina in più dal punto di vista dell'impostazione e dell'esperienza, però Ostigard credo che rientrerà molto presto nel giro delle rotazioni degli azzurri, anche perché è una tipologia di giocatore fisico molto bravo dal punto di vista del gioco aereo e quindi troverà il suo spazio e perché no, domani potrebbe essere una delle sorprese, seppur noi in questo momento abbiamo inquadrato la formazione titolare del Napoli come quella un po' più, diciamo così, avvantaggiata a scendere domani in campo ad Ibrox. Pietro Paioli, ma la conferenza stampa, Pietro, tu resta sintonizzato su Calcio Napoli 24 TV perché alle 17:15 vi mostriamo il video della conferenza di Van Bronckhorst, l'allenatore dei Rangers, e poi più tardi a partire dalle 20:15 la conferenza stampa in diretta video di Luciano Spalletti e di Anghissà direttamente da Ibrox, quindi come sempre potete vivere tutto in diretta su Calcio Napoli 24 TV. Io saluto intanto anche Mattias Conte che ci scrive, anche il nostro amico Tutto Calcio che ci segue con sempre grande affetto. Mi raccomando, sempre al lessico, ragazzi, non scriviamo cattive parole sui nostri portali perché altrimenti è un attimo che Emanuele Bernardo fa partire il ditino e vi blocca. No, adesso no, stai buono Emanuele, però vedete, quello è un attimo, Emanuele se vede una parolaccia, pronti via, vi blocca, a prescindere da quanto ci seguiate, da quanto siate simpatici, eccetera, eccetera. Diego Maradona scrive: il Liverpool ne ha presi 4, i Rangers pure, l'ho visto contro il Francoforte e non mi sembra granché, l'obbligo è vincere per passare il turno. Sì Diego, sarebbe importantissimo vincere domani ad Ibrox per mettere un altro passetto in avanti nel discorso qualificazione, anche perché nel frattempo dopo si affronteranno Liverpool ed Ajax. Il Napoli poi avrà il doppio impegno con l'Ajax, prima ad Amsterdam e poi al Maradona, quindi domani sarebbe molto importante riuscire ad avere bottino pieno contro gli scozzesi per salire a quota 6 punti e restare quindi a punteggio pieno. Torniamo però al telefono, giusto Emanuele? Sì, con chi ho il piacere di parlare? Sì, mi senti? Sì, pronto, come ti chiami? Buongiorno, mi chiamo Ettore Cotroneo. Ciao Ettore. Chiamo da Napoli. Da Napoli, perfetto. Sì. Senti, io diciamo che la mia opinione sul Rangers non è tanto favorevole. Ah, perché? Ho visto la partita con l'Ajax, mi è sembrata una squadretta. Però in casa si trasformano, giocavano Ettore. fuori casa, lo so. Sì. Però so pure che hanno perso la partita precedente col Celtic in campionato, sì, e hanno preso 4 gol col Celtic e 4 gol l'hanno presi con l'Ajax. Sì, sempre Quindi fuori non casa mi farei però, impressionare più di tanto. Spero soltanto che il Napoli non sottovaluti l'impegno, cioè praticamente faccia il Napoli, cioè giochi la partita come l'ha giocata diciamo all'esordio, poi a Maradona, affrontandoli a viso aperto. Qualitativamente non c'è partita, dobbiamo solo sperare che non si facciano intimorire sul punto di vista atletico, fisico, ragione per cui che magari al posto di Politano, che è giocatore tecnico ma che secondo me soffre molto la fisicità, potrebbe pure schierare Elmas al posto suo, fare una squadra diciamo un po' più fisica e col centrocampo che abbiamo andare diciamo in porta con il Fraseggio. Ecco, questa è la mia convinzione. Vediamo domani. Ci può stare assolutamente, caro Ettore, però ripeto, hai detto una cosa giusta. Non bisogna essere tratti in inganno dai Rangers, perché davvero anche l'anno scorso in Europa League ogni partita che facevano fuori casa ne prendevano 2 o 3, sembravano sull'orlo di essere eliminati, giocavano ad Ibrox, giocavano in casa,
si trasformavano letteralmente e così facendo sono arrivati fino in finale di Europa League. Certo, non è una squadra tecnicamente fortissima, non mi però... hanno mai l'impressione di comandare il gioco. Sì, questo è vero. Io sono d'accordo con quel signore che ha detto è una squadra portata più a distruggere che a costruire. Sì, quindi se noi li mettiamo sotto dal punto di vista del gioco, vedrai che si ammosciano. Speriamo caro Ettore, speriamo veramente. Vabbè, io sono fiducioso. Anche io sempre, quello per natura. Ti saluto. Grazie Ettore, un abbraccio. Grazie mille per aver chiamato, ringraziamo anche Ettore da Napoli. Sì ragazzi, questa sera ci sarà già Ajax-Liverpool perché loro giocano quest'oggi. Tutto calcio, allora leggetelo senza la parolaccia, ma dite qualcosa per favore sul fatto che la presidenza non ha speso nemmeno una parola o un comunicato per tutti i tifosi del Napoli che dovevano andare a Glasgow. In realtà hanno messo il comunicato per il rimborso, caro Tutto Calcio, e non è una decisione purtroppo che spettava a Napoli, anzi i rimborsi già sono stati effettuati, seppur adesso sta in mano alle banche la tempistica per il riaccredito sui conti correnti, ma tutti i rimborsi sono già stati erogati. Il Napoli si è trovato in mezzo, il Napoli ha provato anche a spostare la partita, tu magari dicevi per coloro che già erano lì si poteva organizzare qualcosa, su questo sono d'accordo. Ti dico però una cosa, caro Tutto Calcio, il Napoli si è trovato spiazzato e ha dovuto organizzare ieri la trasferta di Rangers, perché hanno anche loro perso tra virgolette tutto e hanno dovuto cambiare tutto il programma, purtroppo cause di forza maggiore dovute alla sicurezza, magari qualcosina si poteva fare un pochino di più sul territorio, però insomma in questo caso non credo ci sia tanta polemica da fare. Il Napoli ha dovuto pensare ovviamente all'organizzazione del proprio viaggio. Ti ripeto, i rimborsi sono già stati poi erogati, adesso sta alle tempistiche bancarie di ogni singolo tifoso che ha acquistato il biglietto per il riaccredito dei soldi spesi. Purtroppo per quanto riguarda gli alberghi o i voli prenotati, i tifosi dovranno, tra virgolette, mandare una PEC, come ci spiegava ieri il presidente del Codacons, alle rispettive compagnie che hanno poi organizzato il viaggio per cercare di ottenere il rimborso. Torniamo però al telefono, con chi ho il piacere di parlare? Ciao bello, come stai? Antonio da Casoria, grande, come stai? Sto bene. Avanti, botta e risposta, già lo so, siete pronti? Ormai dobbiamo fare una trasmissione con tutti e due, dobbiamo fare, vedi? Dimmi tutto, Antonio. No, nessuna risposta, io ho le mie idee e non le cambio perché io sono un artista, un tecnico, hai capito? Un tecnico il nostro Antonio, ma è giusto avere le proprie idee, soprattutto è normale che tutti abbiano delle idee, o tu meglio, tutti, è giusto avere idee diverse, esatto. L'importante, Antonio, lo sai meglio di me, rispettarsi, confrontarsi, perché con quello poi si va avanti. No, ma certamente, ma quella è la prima cosa. Certo. Dimmela tu, Antonio, sulla formazione di domani, chi metti tu in campo? Allora, io a sorpresa ci sta un giocatore che dovrebbe, secondo me, assolutamente riposare, anche se so che Spalletti non lo fa, però lo dico lo stesso. Di Lorenzo dovrebbe fare un turno di riposo. Ok. Quindi faresti giocare Zanoli? Chi fai giocare però? Ostica, devo mettere proprio per questa partita all'inizio a posto di Lorenzo. Ah, sulla destra quindi Ostigar. Col Genova l'ha fatta qualche partita là. Lui può giocare anche, diciamo, una partita a terzino destro. Sì, lo può fare, è vero. Perché come hanno rilevato parecchi che se ne intendono, Di Lorenzo sta un po' fuori fase. Non si è fermato mai pure lui, eh? Ah? Non si è fermato mai Di Lorenzo, il capitano. Perciò dico, lo so che Spalletti non lo farà, però io adesso un turno di riposo Di Lorenzo lo dovrebbe avere. Poi la partenza la farei con Mario Rui sulla sinistra e poi a sorpresa metterei tutti e due, Raspadore e Simeone e Kvaratskhelia. Raspadore sulla destra. Sì. Perché Raspadore come tecnica è uno dei migliori giocatori italiani. Sono d'accordo. E può giocare anche sulla destra. Sì. Ha giocato pure un po' in nazionale questo qua. Sì, non tantissimo, però ci ha giocato, sì. Però lui allora, perché questo è un giocatore di una tecnica
che alcuni non se ne sono accorti ancora, questo il pallone difficilmente lo perde, sì, anche quando gli arrivano i palloni addosso. Non so se avete notato. Come no? Che lui difficilmente sbaglia il controllo. E quindi questi giocatori del Glasgow, dei Rangers, sì, che sono abituati a battere di prima e aggressivi, la Spadoro li può mandare facilmente a, diciamo, al bar. A terra, capito? Esatto. Li fa sedere a terra, secondo me. E poi oramai la formazione base, quella è il centrocampo, diciamo, oramai quella è inamovibile. Certo. Però certamente non possono giocare tutte le partite e devono fare il turno vero. Esattamente, un po' di turnover ogni tanto non guasta mai, caro Antonio. Intanto No, io ti porto penso una che- notizia, Antonio, perché è arrivata un'ultima ora. Spalletti non sarà in panchina contro il Milan perché è stato squalificato, lo sappiamo, per il doppio giallo. Non ci sarà neanche Max Allegri, anche lui squalificato pure Giampaolo. Squalificato il vice di Gotti dello Spezia e anche Marco Barro. Insomma, tutti gli allenatori, non c'è un allenatore in panchina, sono stati tutti Senti, è squalificati. meglio così, i giocatori quando non c'è l'allenatore in panchina giocano meglio. Giocano più liberi secondo te? Ah, vedi? Senti, volevo dire una cosa, ma Lozano non è partito? No, non è convocato, Antò, quindi non ci sarà a disposizione. Ah, ma visto su Lozano ogni tanto pure lui. Va bene, un po' di comunque influenza. 2-0, te lo dico. Quanto? 2-0. 2-0. E a questo punto, aspetta, indovino anche secondo te chi segna? Raspadori? Secondo te segna? No, Kvaratskhelia segna sicuro. Kvaratskhelia e Raspadori, secondo me, per te. No, ma io penso che segna pure Kim con di testa. Allora, Kvaratskhelia e Kim 2-0. Speriamo, Antonio, speriamo. Vabbè, ci risentiamo. Ciao Antonio, un abbraccio. Complimenti, ciao. A te, grazie ad Antonio da Casoria che ci ha dato anche, insomma, per lui il suo risultato finale 2-0. Io lo dico sempre, basta pure un 1-0 che segna Meret, poco importa, domani sarebbero 3 punti davvero molto importanti. Salutiamo gli amici georgiani che ci scrivono: Rafael di Laverizze, hello Forza Napoli, tomorrow 0-3, Kvara doppietta, secondo te? Speriamo, Rafael, we hope, caro dear Rafael. Raspadori deve giocare come seconda punta, dice Trick Zerg. Tutti senza allenatore in panchina. Sì, Paolo, effettivamente la moria degli allenatori, tutti espulsi in quest'ultimo turno, insomma, perché le decisioni arbitrali hanno fatto infervorare più di un allenatore, quindi non ci sarà in panchina Luciano Spalletti. Però noi siamo invece pronti per tornare al telefono. Con chi ho il piacere di parlare? Sono Rino da Crumonevano. Carissimo, come stai, Rino? Bene. Dimmi la tua sulla formazione di domani. Chi faresti giocare? Allora, io sono d'accordo con la precedente telefonata di Antonio da Casoria. Sì. Nel senso che il nostro capitano attuale, Di Lorenzo, è secondo me sta un po' giù di forma, non per essere un tecnico, ma si vede lampante che il gol che fece fare lì con il Liverpool sì, è stata proprio una leggerezza sua, e sì, sapendo con chi si giocava, secondo me doveva essere un po' più con gli occhi aperti. Sono stato chiaro? Assolutamente sì. Quindi tu faresti giocare Zanoli oppure, come diceva Antonio, metteresti Ostigard sulla destra? Ecco, esatto, metterei Ostigard perché nella partita che fece in amichevole con la Juve Stabia, sì, va bene che il valore degli avversari non era tale da poter essere esaminato nel profondo, però secondo me ha dato già segnali di essere un ottimo difensore. Sì, vero. Per il resto tutto confermato invece, Rino, centrocampo, sì. Quelli non si scappa, Zielinski, Lobotka, chissà. Sì, diciamo che giocare Oliveira al posto di Mario Rui. Di Mario Rui, diciamo che forse è un po' inesperto, forse. Però con Liverpool l'ha fatto bene contro Salah. Fatto molto sì, bene. Comunque questi inglesi
menano, come no, bisogna fare attenzione. E quindi lo vedo più tecnico e non fisico? Diciamo un difensore duro come Ostica. Ok. Quindi tu faresti giocare Mario Rui oppure confermeresti Oliveira a sinistra alla fine? Farei giocare Mario Rui. Ok. E a metà tempo, magari al 60°, farlo subentrare a Oliveira quando si sono un po' stancati gli inglesi. Ok. Questa Davanti è una mia invece? opinione, ripeto. Non sono un tecnico, ma così, deviso. Sì, certo. Sensazioni, mettiamole così. Ti faccio l'ultima, davanti Simeone o Raspadori con Kvaratskhelia e Politano? Avendo giocato Raspadori ultimamente, per farlo riposare farei giocare Simeone come ha deciso il nostro Spalletti. Perfetto, Rino, io ti ringrazio per aver chiamato, ti mando un grande abbraccio. Grazie per essere stato ascoltato. Ma figurati, ma siamo qui per questo, questa è la vostra trasmissione, il vostro spazio, la vostra ora. Grazie. Ciao Rino, un saluto. Grazie a Rino, da Grumo Nevano. Alessio Ricciardo, i convocati dei Frostalupi chi sono? Si sa, ancora non sono usciti i convocati ufficiali, comunque la formazione iniziale. Gioca domani anche la Youth League, quindi non gioca oggi. Dunque domani si saprà formazione ufficiale ed anche i convocati di mister Frustalupi contro i pari età dei Rangers di Glasgow. Scrive anche Beso Dashniani, non difficilissimo ragazzi il georgiano, forza Napoli, KK77, come sempre siete tantissimi che ci scrivete anche dalla Georgia, amici georgiani, noi vi salutiamo tutti. Torniamo al telefono Emanuele, torniamo al telefono, pronto, con chi parlo? Ciao, buonasera, sono Antonio. Antonio da Bosco Reale, giusto? Antonio? Aspetta, devo abbassare un attimo la televisione. Vai, abbassa un pochino la televisione, Antonio. Niente, ma il Napoli è partito già per... Già è partito, ti dico da un'oretta, da un'ora da Capodichino. Lozano, niente, non è partito. No, Lozano è rimasto a Napoli. Ma ha ragione Ciro Novellino, qua deve venire un prete dal Messico con questo giocatore. Sta sempre infortunato su Lozano. Sì, ha avuto una sindrome para-influenzale. Prete dal Messico? Non ho capito, Antonio, che hai detto? Quando lo chiamano il suo prete dal Messico? Quella internazionale, ci mette tempo, Antonio, i viaggi là non sono facilissimi, quindi ci vuole un po' di tempo prima che arriva il prete. Niente. Scherzi a parte, chi fai giocare domani? Se Clara è il Caravaggio, Raspadori è De Chirico. Ah però, vedi? Vedi quanta cultura? E domani lo fai giocare a Raspadori o fai giocare Simeone? Sempre Raspadori per me, perché Raspadori è un giocatore insostituibile. Ti piace Raspadori? Come l'hai visto contro lo Spezia? A parte il gol che poi ha deciso la partita, se no come si è mosso? Ho visto che quel gol che ha fatto Raspadori sono in pochi a farlo, perché la porta non la vedeva proprio Raspadori da dove stava. Sì. Solo lui poteva segnare. L'ha sentita la porta, come si dice in gergo, non l'ha vista ma l'ha sentita. Ma se non metti i giocatori tecnici in questi stadi non vinci mai. Okay. Questo è quello che penso, e forza Napoli. Sempre, ciao. Sempre Antonio, ciao, un abbraccio da Antonio da Bosco Reale, insomma attende il prete per Lozano. Tu hai notizie del prete per Lozano? No, nessuno ha notizie della benedizione per Lozano. Saluto anche il mio amico NA Alfredo, nonostante quello che scrive sulla chat. Alfredo, fai il bravo. Alessio, prego, figurati. Diego Maradona, la cultura italiana degli allenatori, ora di darsi una calmata, le società dovrebbero prendere provvedimenti, poi si lamentano del comportamento dei tifosi. Effettivamente, insomma, si è un po' esagitati in panchina. Devo dirti la verità, anche l'esultanza di Spalletti in faccia al quarto uomo non è che mi è piaciuta chissà quanto. Troppe proteste nei confronti degli arbitri, che certamente sbagliano, però come dicevo ieri non è che i calciatori gli danno sta grande mano agli arbitri, tra chi simula 10 volte a partita, da ogni fischio contro si accerchiano gli arbitri.
quindi effettivamente bisogna dare un pochino una calmata, ma anche un segno di un po' più di cultura sportiva che in questo momento manca. Alfredo, ti abbraccio, tu sei come sempre il numero uno. Torniamo al telefono, va, a proposito del vostro pensiero, con chi ho il piacere di parlare? Sono Daniele. Ciao Daniele, come stai? Bene. Da dove chiami? Grazie. Da dove ci chiami, Daniele? Da Como? Ci chiami da Como? Sì. Cioè, io sono nato a Como, però c'ho mio padre che tifa Napoli e tu tifi? Tifo anch'io Napoli. Tifi anche tu Napoli. Como, come sta giocando Fabregas lì, da quelle parti? Poi c'è anche il nostro Ambrosino a Como, speriamo faccia bene. Speriamo. Vabbè, comunque il Napoli ha giocato bene contro il Liverpool, però speriamo che gioca bene anche le altre, che c'è tante altre che hanno giocato partite bene, altre male, Speriamo che trovi un po' di continuità. Ma tu domani chi faresti giocare, caro Daniele? La tua formazione qual è? Un po' come adesso qua, perché... Sì. Quindi Meret lo fai giocare, giusto? Sì, Meret lo mettere sempre, vabbè che... Ok. A sinistra Olivera o Mario Rui? No, metterei... Dai, Mario Rui. Sì, Mario Rui metterei, che anche tanto forte lui c'è. Ok. Kim lo fai giocare, Rachmani immagino di sì. Di Lorenzo lo fai giocare o metti Ostigard? Beh, sì, lo faccio giocare Di Lorenzo, che il secondo tempo lo farei giocare. Ok. Vado direttamente all'attacco. Kvaratskhelia lo tieni in panchina? Non credo proprio. No, quello lo tengo tutte le partite, tutte le ore. Non lo facciamo mai uscire. Poi ti chiedo l'ultima, Simeone o Raspadori? No, per me tipo il primo tempo Simeone, il secondo Raspadori. Perfetto Daniele, perfetto. Vediamo Spalletti che cosa avrà in mente. Ti ricordo di seguire la conferenza stampa di Spalletti su Calcio Napoli 24 TV a partire dalle 20:15. Con lui parlerà anche Anghissà. Daniele, grazie per aver chiamato. Prego, forza Napoli. Sempre, un abbraccio anche a Daniele da Como. Trattateci bene Ambrosino, che è un giovane che a me piace tantissimo e sono sicuro che può avere davvero un futuro molto molto importante. Mi auguro presto di vederlo in Serie A. Giudice sportivo, confermata la squalifica di Leao, che quindi non ci sarà contro il Napoli. Squalificati anche Fazio della Salernitana, Quadrado della Juventus, Akpro dell'Empoli, Igor della Fiorentina, Arek Milik della Juventus, Tresoldi del Sassuolo e Leao del Milan. Infine 5.000 euro di multa a Quagliarella della Samp, reo di aver proferito una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale. Questi gli squalificati per il prossimo turno. Se ce l'avete a Fantacalcio non schierateli. Torniamo al telefono, con chi parlo? Buonasera Antonio. Ciao Antonio, da dove chiami? Chiamo da Capodimonte. Capodimonte, come stai Antonio? Bene? Non c'è male, abbastanza bene. Perfetto, mi fa piacere. Chiedo anche a te quello che chiedo agli altri. Chi fai giocare domani? Del Napoli da molti anni, perché sono un po' vecchietto. E comunque, hai una voce giovanile Antonio, molto giovanile. Io sul calcio credo che ognuno di noi ha la passione per qualche calciatore. Quindi diciamo che la formazione che leggo mi sembra fatta bene. L'unica cosa su Politano è che io preferisco tecnicamente Lozano, ovviamente, e quindi poi non so se Lozano sta male, magari questa non è convocato Antonio, non è convocato, quindi non ci sarà domani. Complimenti per la formazione, perché comunque Oliveira è più forte di Mario Verughi, quindi merita di giocare. Poi merito di Emanuele Bernardo la formazione. Io Spalletti, diciamo, mi sembra un buon allenatore, poi ha delle fissazioni sugli uomini proprio, lui preferisce alcuni che però, essendo uomo di calcio, a volte non lo comprendo. Su chi? Tipo? E chiamare professore Mario Rui, che nelle ultime 2 partite ci ha fatto rischiare di perderle entrambi per errori. Però lì è anche questione di spogliatoio, Antonio, si fa anche un po' per ridere. Ma io ho giocato a pallone, se faccio l'allenatore e vedo che uno mi fa perdere partite, non lo metto in campo. Fortunatamente non le ha perse, dai. Io credo, guarda, tu fai il giornalista,
giornalista, quindi fai un mestiere ostico, perché voi dovete... Ah, voglia, a Napoli non te lo dico proprio, a Napoli quanto ostico nel senso del comunque avere a che fare con certi personaggi, però non è semplice. Abbiamo visto ultimamente che è successo in conferenza stampa. Sì. Voglio dire che è difficile esporvi in questo senso, però gli allenatori vanno anche un po' guidati e criticati, secondo me. Certo, noi non le facciamo mai mancare le critiche. Altrimenti io la conferenza stampa che me la vedo a fare, si devono litigare anziché rispondere dei propri errori. La conferenza stampa, io non voglio insegnare niente a nessuno, ma vedo che serve, secondo me, a dare una risposta alle responsabilità. Questo signore guadagna, ci deve rispondere alle domande. Se fa un errore, lui, chiunque può sbagliare, pure io nel mio lavoro posso sbagliare. Come no? A voglia quanto sbagliamo noi giornalisti, quindi sbagliano. Bisogna dire a Spalletti, quindi alla conferenza stampa, che chiunque può sbagliare, anche lui, nel momento in cui sbaglia, è onorevole e dignitoso dire ho sbagliato, tutto qui. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Fare un po' di autocritica è sempre necessario. E se no è inutile, insomma, parlare tanto, se poi non si può criticare. Sono d'accordo, meno permalosismi, più autocritica, va bene così. Perfetto così. D'accordo, perfetto. Buonasera, buon lavoro. Grazie Antonio, un abbraccio, grazie per aver chiamato. Salutiamo anche Antonio da Napoli, insomma su Mario Rui è un po' lo chiamano il professore, il maestro, però è anche nello spogliatoio un modo goliardico anche per prendersi un pochino in giro. Poi intanto l'errore ci sta, non è che se uno è chiamato il professore, il maestro o il fenomeno non può mai sbagliare, insomma errori capitano a tutti. Io ringrazio Francesco per le bellissime parole che ci ha scritto su YouTube. Francesco, grazie mille a te. Saluto anche FGBRNR, un codice fiscale, però da Juventino giocate il più bel calcio in Italia, complimentoni, grazie FGB, speriamo che questo gioco possa andare avanti. Mi auguro che anche la Juventus, guarda te lo dico, inizi a giocare un po' a calcio, perché in questo momento davvero poco il calcio della Juve, a prescindere da quelli che sono stati gli errori arbitrali palesi comunque manifestati contro la Salernitana. Torniamo al telefono con chi ho il piacere e l'onore di parlare. Pronto? Pronto, ciao, come ti chiami? Sì, sono Emilio da Castelvolturno. Ah, ciao Emilio, come stai? Io bene, tu? Bene, come sempre. Forza Napoli. Assolutamente sempre. Dimmi la tua, caro Emilio, sulla formazione e poi su tutto quello che vuoi. Siamo tutti allenatori. Bravo. Come la classica pubblicità. Sì, è vero. Italiani, popolo di allenatori, tra poco saremo popolo di politici, siamo stati popolo di virologi. Pure di CT. È vero. Ma voglio dire, ma chi faresti giocare, chi non faresti giocare? Sono domande, voglio dire, tutto questo non fa altro che zizzania, secondo me. Addirittura per una probabile formazione, Emilio. Sì, certo, che tutti parlano, tutti poi credono che loro, perché parlano tutti in prima persona. Io farei giocare, io metterei, io farei così. Ma il calcio è bello perché si commenta, perché è condivisione, sono idee. Perché a questo punto... Però scusami, vai Emilio, vai. Scusami. Abbiamo un allenatore, voglio dire. Sì. Abbiamo un allenatore, punto. Bene o male. Poi, nella vita, per scegliere due persone, no? Si sceglie chi sbaglia. Non ho capito, scusa Emilio, si sceglie chi sbaglia? Due persone, no? Sì. Che si mettono a confronto. Sì. Qual è la migliore? È quella che sbaglia meno, ma non perché non si sbaglia, perché tutti sbagliamo, certo. Tutti. Ma è normale, no? Pronto? Sì, ma è normale che tutti sbagliano, ma siamo tutti umani, per questo ma appunto. Le scelte le fa Spalletti, ma noi ci divertiamo a giocare così tra di noi per capire poi che cosa farete. Ma Spalletti non si diverte tanto a giocare così. Ma figurati, se noi facciamo una trasmissione dicendo chi fareste giocare con i tifosi, passiamo un'ora insieme a sorridere, secondo te a Spalletti dispiace perché un tifoso, io avrei fatto giocare quello. Non sono critiche a Spalletti, ma è un come modo non per sono passare critiche? il tempo insieme. Sono critiche perché mettono io
io, ma perché che si sentono Emilio, allenatori, no, io avrei fatto così. Non sono d'accordo. Ma questo mica è una critica a Spalletti, però scusa Emilio. Certo. Ma no, ma che c'è? Ma qui c'è il massimo rispetto per Luciano Spalletti, che fa l'allenatore del Napoli, perché quello che dici tu a questo punto non si può più commentare il calcio, perché ogni cosa sarebbe vista come una critica. D'accordo, di tutto quello che stai dicendo, d'accordo con te. Però voglio dire, alla fine della fiera, noi siamo comunque primi in classifica, abbiamo battuto un Liverpool, e quindi di che ci lamentiamo? Ma nessuno si sta lamentando, scusami Emilio, nessuno si lamenta. C'è curiosità di capire, ma a parte che questo non è un consiglio a Spalletti, ne stiamo dicendo. Vai, sei dimmi. Simpaticissimo. No, ma qui nessuno sta dicendo Spalletti deve mettere questa formazione. Cioè, la probabile formazione, la domanda è, secondo voi chi schiera Spalletti? Voi al posto di Spalletti chi schierereste? Ma per passare un'ora insieme per commentare il Napoli, altrimenti non possiamo commentare di nulla. Di che parliamo? Ho capito, va bene. Scusami, è un modo come un altro, mica sono critiche. A questo punto il calcio sennò diventa incommentabile. Sei simpaticissimo. Mi fa piacere, faccio fan paio di Forza Napoli. Sempre caro Emilio, un abbraccio. Ciao Emilio. Mamma mia, tutto sto casino per una probabile formazione. Dai, su. No, cerchiamo di essere un po' più leggeri, è calcio, è un gioco. Il calcio è bello perché effettivamente ci permette di confrontarci. A Spalletti mica viene criticato, ma mica stiamo criticando Spalletti perché eventualmente può sbagliare la formazione un po'. A parte che Spalletti, ma che se ne frega di quello che diciamo noi nel filo diretto, anzi magari Spalletti può anche chiamare in diretta e dire sai io farei così, farei così, farei così. Cioè sono in questo momento chiacchiere tra virgolette da bar, non è che uno sta dicendo Spalletti metti questo, metti quello. Sono idee, il calcio è bello perché riesce a far confrontare idee diverse, ma non devono essere viste come critiche, perché se questa è una probabile formazione è vista come critica, e allora ragazzi è meglio che tutti quanti noi nella nostra vita ci tappiamo la bocca e non parliamo più, ma è tutto fuorché una critica, anzi è un modo di passare insieme con voi questa ora. Dai, un po' più di leggerezza per cortesia, Emanuele, basta critica a Spalletti. Stai sempre a lì a criticare. Non vi dico quante volte critica noi Emanuele Bernardo. Allora, ovviamente abbraccio ancora il nostro amico di prima. Allora, Lina Vernaccia, nessuno si lamenta, sono critiche costruttive, sono punti di vista, confrontarsi, nessuno vuole fare o dare consigli a Spalletti. Ma non sono neanche critiche costruttive, chiamarle critiche è un'esagerazione, stiamo commentando quella che potrebbe essere una probabile formazione, quelle potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti. Pronto, con chi parlo? Del Ciolito, perché io non ho mai visto fare nessun gol in Champions League, non avrà mai io non ho capito, come ti chiami innanzitutto? Come ti chiami? Mi chiamo Luigi. Luigi, da dove chiami? Da Casoria, da Casoria. Luigi da Casoria. Della settimana scorsa. Perfetto, Luigi, di chi stavi parlando? Chi è che non ha mai segnato in Champions League? Dombele non ha mai segnato in Champions League. Dombele non sta manco giocando in questo momento. Mi piacerebbe che giocasse. Tu vorresti far giocare Ndombele domani? Dombele, mi piacerebbe. Al posto di chi lo faresti giocare domani? Direi a posto di Anghissà. Ma perché secondo te Ndombele è più forte di Anghissà o perché vuoi far riposare Anghissà? Secondo me lo farei riposare. Ok, per averlo fresco contro il Milan, per questo dici tu? Sì. Ok, davanti chi fai giocare? Raspadori o Simeone? Se tu, senza critica, se tu fossi l'allenatore. Io direi Raspadori. Ok. Raspadori. Perché Ciolito lo voglio far riposare per domenica. Perché tu Simeone lo vuoi contro il Milan, perché secondo te col Milan può far bene. Kvaratskhelia invece mi sa che non lo fai riposare, lo fai giocare. Io devo farlo giocare. Sì, che lo faresti giocare. Lobotka e Zielinski li fai riposare? No, li fai giocare anche loro. E a questo punto la difesa, Meret lo fai giocare?
o Sirigu? Sì, lo faccio giocare. Lo fai giocare. Di Lorenzo, Rachmani, Kim, Olivera o Mario Rui? Chi fai giocare? Olivera lo faccio giocare al posto di Mario Rui. Ok. E gli altri 3 li fai giocare, Kim, Rachmani e Di Lorenzo, giusto? Sì. Perfetto. Sì, perfetto Luigi. Grazie mille per aver chiamato. Grazie. E comunque forza Napoli. Sempre caro Luigi, forza Napoli. Grazie anche a Luigi da Casoria, che siamo... è stata l'ultima telefonata di oggi. Emanuele, non mi fa ridere. Ce n'è un'altra se vuoi. Prendiamo anche l'ultima telefonata di quest'oggi. Mattias Conte, Grateful, do you know Kim? Ci scrivono dalla Corea, certo che lo conosciamo, Kim, il grande Kim, 5 match, 2 gol, Lina Vernaccia fare riposare Di Lorenzo. Torniamo al telefono però, pronto? L'ultima chiamata del nostro filo diretto, con chi parlo? Ciao, buongiorno, sono Massimo da Volla. Ciao Massimo da Volla, come va? Tutto a posto, come stai? Tutto a posto? Tutto bene, è un po' stanco Massimo, devo dire la verità, però tutto pure io faccio il camionista, sono sveglio dalle 2:30 di stamattina. Ah, e allora sei più stanco di me Massimo, quindi non mi posso proprio lamentare. Lo so. Senti, un paio di domande. Secondo te, sì. 1 mese e mezzo, 2 mesi senza Osimhen, secondo te giocherà più Simeone o Raspadori? Poi la seconda domanda che è fuori, diciamo, delle questioni, cosa ne pensi della polemica Auriemma e Spalletti? Lo sapevo, siete arrivati sul gong, pensavo di essermi alla scappottata, invece no. Adesso ti rispondo, Massimo. Grazie per tutto, grazie Massimo e buon lavoro. Allora, 1 mese e mezzo, 2, secondo me non resta 1 mese e mezzo, 2 fuori Osimhen, potrebbe tornare dopo la sosta, non credo con il Torino, ma forse la settimana dopo con la Cremonese. Simeone e Raspadori credo che si alterneranno in base all'avversario, quindi deciderà Spalletti di volta in volta, non so dire chi giocherà di più tra i due. Se dovessi fare il cattivo ti dico ho preso Raspadori al fantacalcio, quindi spero Raspadori, però ovviamente dipende dall'avversario, deciderà Spalletti. La polemica tra Auriemma e Luciano Spalletti. Io sono stato chiaro anche ieri, ragazzi, io non entro nel merito della polemica, dico solo una cosa: i giornalisti, gli addetti ai lavori, gli allenatori, i calciatori, i presidenti, i preparatori, eccetera, 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 si devono assumere le responsabilità di quello che dicono. Se il giornalista, in questo caso Raffaele Auriemma, ha detto determinate cose, ci sono gli audio, e Spalletti le ha smentite, e non solo Spalletti, e si deve prendere il giornalista, in questo caso, le responsabilità di quello che ha detto. Se quello che ha detto, non dico che sia falso, ma la fonte che gli ha fatto riportare queste cose gli ha detto una cosa non vera, semplicemente le persone, tra virgolette per bene, e non che non lo sia, assolutamente, però oneste, chiedono scusa, ammettono la colpa, perché qui sbagliamo tutti, anche io ho sbagliato molte volte. Io avevo detto che Insigne per me rinnovava il contratto, così non è stato, quindi ho sbagliato. Capita a tutti assolutamente di sbagliare, quindi ognuno si deve assumere le responsabilità di quello che dice, perché siamo arrivati altro poco nel 2023, siamo a fine 2022, ormai tutto viene ripreso, radio, tv, conferenze stampa, i WhatsApp, i meme, c'è tutto, quindi resta traccia di tutto. Se si dice una cosa per fare il titolone, però è una cosa non vera, e questa cosa non vera viene poi effettivamente smentita, ci si deve assumere le responsabilità di quello che si dice, punto. Io poi non entro nel merito se uno è bravo, non bravo, simpatico, non simpatico, antipatico. Questa volta è successo ad Auriemma con Spalletti, la prossima volta magari succede con Spalletti con noi, o noi con Spalletti, o Emanuele Bernardo con me. Quindi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo reale, nella vita, le persone devono assumersi la responsabilità di quello che dicono, e non deve essere un mezzo tecnologico come per esempio anche una chat di YouTube, Twitter. Tu ti nascondi dietro a un monitor e dici quello che cavolo ti passa per la testa. Non funziona così. Bisogna ponderare ciò che si dice e prendersi le proprie responsabilità. Stop. Poi si sbaglia, perché sbagliano tutti nella vita. E quando si sbaglia, per come la vedo io, per come sono stato educato, si chiede scusa.
nient'altro, per evitare polemiche, in maniera molto lineare. Detto ciò, Emanuele, finito un altro filo diretto, tu però resti qua per altre 9 ore, perché giustamente c'è la conferenza. A proposito di conferenza, ragazzi, tra poco ci colleghiamo a Glasgow con Claudio Russo e Manuel Guardasole, perché inizierà la conferenza di Giovanni Van Bronckhorst, allenatore dei Rangers, mentre più tardi, a partire dalle 20:15 circa, saremo ancora in diretta da Glasgow, perché ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti insieme ad Anghissà, e vi mostreremo ovviamente tutto in diretta, quindi restate sintonizzati su Calcio Napoli 24 TV e sul nostro canale YouTube di Calcio Napoli 24, al quale vi invito ad iscrivervi e ad attivare le notifiche in alto a destra cliccando sulla comodissima campanella. Detto ciò, ragazzi, siete tantissimi nella chat, voglio salutarvi tutti: Mattia Sconte, Lina Vernaccia, Alessio Ricciardi, Diego Maradona, Tutto Calcio, Edoardo Marrone, ma siete veramente tantissimi. Leggo un ultimo messaggio: non credo, chi lavora con onestà verifica le fonti, non spara a mezz'estate perché non ci sono notizie. Sono d'accordo, Mattias, infatti se spari la notizia è fasulla, ti becchi anche il cazziatone di Spalletti in conferenza stampa e fai la tua bella figura, puntini puntini. Questo, perciò ti dico, se dici una cosa, vera o non vera, ti assumi le responsabilità di quello che dici. Termina qui il filo diretto, stavo dicendo la rassegna stampa, ma termina qui il filo diretto. Tutti gli aggiornamenti su calcionapoli24.it. Grazie mille a tutti voi che ci seguite come sempre con grande passione, davvero siete insuperabili, i numeri 1, i nostri followers, telespettatori o quel che sia. Il numero 1 però io non lo dico mai troppo spesso, ce l'abbiamo lì dietro che non si fa vedere mai davanti alle telecamere, ma giuro che prima o poi ve lo porto, perché dovete vedere il volto di colui che tutto può, il mio amico Emanuele Bernardo in regia. Grazie mille Manu, un saluto e un ringraziamento a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, che vi auguro una buona continuazione, un buon pomeriggio su Calcio Napoli 24 TV.